I 700 lavoratori che rischiano il licenziamento alla Safilo non sono lavoratori qualunque, perché il settore dell'occhialeria non è un settore qualunque, un settore che conviene vedere con attenzione attraverso le lenti dell'economia. La linea importante da mettere a fuoco è questa: sono 3,8 miliardi il valore del settore per l'Italia, ma se seguiamo questa linea con attenzione vediamo che l'export vale ben il 90% del mercato, il che significa che tutto è legato all'esportazione soprattutto degli occhiali del lusso. Il gioco dell'occhiale ci dice che Luxottica è sicuramente il primo produttore, ma poi abbiamo Marcolini, importantissimo, c'è Derigo, quindi sempre italiani, ma naturalmente tra i quattro c'è Safilo. Safilo sta per società, sta per fabbrica, sta per italiana, lavorazione occhiali, ma qui azionaria, e azionaria significa che sono stati anche i primi ad andare in borsa e sono stati i primi in fondo ad essere acquisiti del tutto dal fondo AL, quindi di italiano in questo momento ci hanno ben poco. Se noi ci muoviamo nel comparto scopriamo che il 47%, quindi quasi la metà dell'esportazione, viene da soli tre paesi, ovvero dalla Francia, dalla Germania e soprattutto dal 26% rappresentato dagli Stati Uniti. Ma cosa vuol dire perdere un marchio importante? A livello di export globale l'Italia più o meno ha il 20% del mercato mondiale degli occhiali. Ma pensate che invece per quanto riguarda il settore lusso l'Italia ha ben il 70% del mercato globale degli occhiali. Ricordiamo 70. 7 occhiali su 10 del lusso sono prodotti in Italia. La questione di questi licenziamenti non è solamente una questione di tate da tirare via nell'estetica di una montatura di occhiali, ma è una questione molto seria, come abbiamo visto, perché questa è un'industria ad altissimo valore aggiunto.